Amici e amiche di Sport di Più, buongiorno, ben ritrovati. Questa mattina una colazione in compagnia di Francesca Stecchi, psicologa clinica dello sport e presidente del Comitato Regionale Veneto FIPSIS, ovvero Federazione Italiana Psicologi dello Sport. Buongiorno Francesca. Buongiorno a voi, grazie per questo invito. Beh, intanto grazie a te. A me interessa molto, ma penso anche a chi ci segue capire innanzitutto cos'è la FIPSIS e qual è il suo ruolo all'interno del mondo dello sport nazionale, ma in particolare dello sport veneto. Allora, la Federazione Italiana Psicologi dello Sport nasce per dare valore alla nostra professione, quindi per spiegare chi è veramente lo psicologo dello sport. Noi lavoriamo, praticamente rappresentiamo un'interfaccia verso le istituzioni sportive, quindi CONI, CIP, federazioni, e raggruppa professionisti del settore che sono formati in psicologia dello sport, quindi c'è, diciamo, un'attenzione scrupolosa sul controllare appunto anche la formazione dei colleghi. E in Veneto cosa facciamo? Facciamo diverse attività proprio per la promozione della nostra figura in un momento storico in cui, come ben sai, ci sono tante figure professionali, diciamo poco professionali, quindi, Già, e quindi lavoriamo sul benessere psicologico degli atleti, ma soprattutto sulle abilità mentali degli atleti. Quindi ci presentiamo alle varie federazioni, alle varie società, non solo per focalizzarci proprio sul benessere dell'atleta, perché ricordiamoci che l'atleta in primis è una persona. Mm. Quindi se l'atleta sta bene, performa bene. E creiamo anche un ponte tra quelli che sono le relazioni, diciamo così, tra allenatori, coach, società, genitori, perché sempre perché l'atleta sta all'interno di un sistema. Quindi questo sistema è formato da famiglia, da diverse figure, quindi è un lavoro complesso, bisogna essere formati e il nostro lavoro all'interno della Regione Veneto è proprio questo, quindi creiamo delle partnership e cerchiamo di far conoscere la nostra figura e di spiegare chi è e cosa fa lo psicologo dello sport, perché molto spesso c'è questo preconcetto e questo giudizio, oddio, ma io non ho problemi, no? Non sto bene, anche quando spesso ci parliamo con i genitori, ma mio figlio non ha problemi. Ma non siamo proprio come gli psicologi clinici, quindi lavoriamo in campo, siamo in tuta, lavoriamo con i ragazzi proprio sulle abilità mentali, su potenziare, diciamo, le mental skills, quindi tutto quello che può essere l'abilità mentale dell'atleta, quindi la formulazione degli obiettivi, la gestione delle emozioni, il controllo dell'attenzione, il self-talk, quindi tutto il controllo dei pensieri intrusivi, eccetera, eccetera. A breve abbiamo anche stabilito una partnership con la Verona Run, per sì. cui saremo presenti a diverse attività come psicologi, ma anche proprio negli expo, quindi prima della maratona, con degli stand in cui faremo vedere anche, spiegheremo un po' com'è il nostro lavoro, insomma. Senti Francesca, l'aspetto mentale che voi seguite, dicevi prima, oddio, mio figlio non ha problemi, tante volte è ancora un po' tabù parlare di problemi a livello mentale, a livello psicologico, quando invece dovrebbe essere una cosa naturale ammettere o capire che c'è qualcosa che non va, un blocco che ti frena non solo a livello sportivo, ma in generale beh, insomma, ammetterlo è già un bel passo verso poi quello che può essere un percorso di potenziamento, io lo posso, lo vorrei definire, cioè ritornare ad avere un equilibrio a 360.
Ma ammetterlo è un passo molto importante perché molto spesso si pensa che, oddio, se dico che ho magari una difficoltà, non chiamiamolo problema, parliamo di difficoltà, ok? E sono debole. E invece ammettere e chiedere aiuto è proprio una forza, no? Quindi intanto sono consapevole che non riesco a raggiungere, adesso qua parliamo di sport, perché ho ansia da prestazione, mi fermo un attimo, chiedo aiuto. Come mai? No, non riesco a essere più, a divertirmi in campo, perché molto spesso capita anche questo. Quindi è un tabù che va sradicato, ci aiutano atleti anche di alto livello che in questi ultimi anni si sono un po' aperti, no? Alla comunità. Quindi hanno detto ci fermiamo un attimo. Io seguo particolarmente il tennis e in questi ultimi anni ci sono stati degli atleti di altissimo livello che hanno detto ci fermiamo un attimo e cerchiamo di rimetterci un attimo in sesto perché giocare non mi fa più stare bene. E adesso infatti sono ritornati. Quindi è necessario avere consapevolezza dei propri limiti, sapere quando ci si deve fermare, chiedere aiuto per stare bene, perché come dicevamo prima, un atleta che sta bene performa bene. Si può dire che anche ad alto livello, a livello professionistico, una delle componenti fondamentali per riuscire, non dico per vincere, perché poi dopo, beh, certo c'è l'obiettivo che è la vittoria, ma per riuscire bene è il divertimento, cioè avere sempre quella voglia, quella emozione ogni volta che si scende in campo, che sia tennis, corsa, calcio, rugby, insomma, qualsiasi disciplina si voglia analizzare. Ma è fondamentale, è la prima cosa, perché se non c'è divertimento e non c'è passione, immaginati cala anche tutta la motivazione. Quindi io seguo atleti che a un certo punto mi dicono aiuto perché gioco ma non mi diverto più. Quindi diventa uno stress enorme entrare in campo, avere pressioni, no? E anche superare questo impasse, per cui la gioia e il divertimento devono essere al primo posto. Soprattutto io direi nei giovani, perché ovvio anche quelli maturi, no? Gli atleti come dicevamo, professionisti di livello, ad alto livello, ma sui giovani forse bisogna fare un lavoro un po' più meticoloso partendo dalle basi. Quindi l'allenatore, io credo che in questo caso debba avere una preparazione non solo a livello tecnico-tattico, ma possa avere, con il vostro supporto, un atteggiamento e un'attenzione anche all'aspetto mentale. Ma guarda, hai toccato un tasto importante perché uno dei nostri compiti è anche fare formazione ad allenatori, staff, ma anche a genitori, perché c'è questa credenza che prima di tutto bisogna preparare l'atleta. Però se un allenatore, un coach non sa dare dei buoni feedback, ma non perché non conosce la via giusta, ecco. Sì, mm, o ci sono magari dei genitori che sono troppo rigidi. Ovviamente non c'è una crescita positiva nel bambino, nell'adolescente, per cui diciamo che a mio parere la prima formazione che bisogna fare è quella proprio a chi segue i ragazzi, quindi preparazione per i genitori e soprattutto per gli insegnanti, perché molto spesso i ragazzi vanno in burnout, quindi lasciano lo sport perché magari sono troppo sovraccaricati o perché magari certi feedback vanno bene ad alcuni, ma altri no. Quindi cosa deve fare un buon istruttore? Cercare di capire qual è la chiave giusta per entrare bene dentro ogni ragazzo o ragazza. E questo è fondamentale, cioè non si può pensare di avere un approccio standardizzato, ecco, chiamiamolo così. Bisogna essere allenati, avere anche quella che noi chiamiamo intelligenza emotiva, no? Quindi mettersi nei panni degli altri e dell'altro e chiedersi: ma come mai? Su 5 bambini, 4 hanno fatto l'esercizio giusto e uno no. Cioè, provo a spiegarglielo magari in un altro modo.
mm, Ok? senza magari farlo sentire o metterlo in disparte, perché purtroppo succede anche questo, ma come mai non capisci, gli altri capiscono, come mai tu no? Quindi mettiamoci un attimo nei panni dell'altro e cerchiamo anche di cambiare un po', di avere un po' più di plasticità. Quindi hai toccato un tasto molto importante. Anche sui genitori penso sia importante, però la domanda che ti faccio è come il genitore si approccia ad un coinvolgimento da parte vostra. Dare delle informazioni o dare dei consigli a un genitore è sempre un po' complicato. C'è chi capisce meno e penso che il burnout sia anche a causa magari delle troppe pressioni che un genitore fa sul proprio figlio. Quindi un lavoro importante lo fate anche a livello proprio familiare. Assolutamente sì, in questo ci aiutano le federazioni. Quindi faccio l'esempio della Federazione Italiana Tennis che mette a disposizione i preparatori mentali e si fanno dei raduni, per esempio, provinciali proprio per i genitori. Perché? Perché molto spesso c'è questa, eh, come posso dire, proiettare sui figli quello che vorremmo noi, no? Ma non è una via corretta perché il bambino, la bambina, il ragazzo o ragazza sente proprio questa pressione e non è detto che sia quello che proprio vuole il ragazzo, no? Quindi bisogna cercare di far capire ai genitori che i ragazzi in primis devono sentirsi liberi, mm, di scegliere quello che vogliono col loro supporto, ma senza delle pressioni o senza pensare che quello che crede che il genitore sia giusto debba essere giusto anche per il figlio, no? In quel momento. Quello che ha detto Sinner secondo me dovrebbe essere proprio uno spot, no? Per i genitori alla fine di questi Australian Open. Tra le varie cose interessanti che ha detto Sinner ringrazio i miei genitori perché mi hanno lasciato libero. E se poi tu guardi il curriculum sportivo di Sinner si vede che era un bravo sciatore, un bravo calciatore e adesso sappiamo che è il probabile possibile numero uno al mondo del tennis. Ecco, questo è un messaggio che probabilmente dovrebbe essere scritto in ogni spogliatoio, in ogni casa dove ci sono dei bambini che fanno sport. Guarda, la libertà è la prima cosa, perché sentirsi liberi significa anche sentirsi liberi di provare delle emozioni, no? Molto spesso finisce una partita e sento dei genitori, ma perché hai fatto questo? Perché hai pianto? Perché sei stato arrabbiato? E non devi fare così. Però se io dico a mio figlio non devi arrabbiarti, che per carità è giusto, ma il bambino deve anche imparare perché in quel momento non deve arrabbiarsi, però lasciamolo libero anche di esprimere in quel momento, no, la propria emozione, perché se non la esprime e la tiene sempre dentro, molto spesso non la sanno neanche riconoscere, quindi libertà di essere a 360 gradi, fondamentale. Senti Francesca, obiettivi e iniziative che avete per questo 2024. Innanzitutto volevo sapere anche quanti siete all'interno della federazione a livello Veneto. Ma allora a livello Veneto saremo una ventina, 20-25. Adesso all'interno della federazione che è nata da pochissimo, quindi un anno e mezzo, due, siamo circa 200. Essendo da un anno già un bel numero, quindi vuol dire che comunque è una federazione che ha delle potenzialità ancora di sviluppo importanti, no? Assolutamente sì, siamo in crescita, per cui diciamo che è un ottimo numero, un ottimo numero. E speriamo di avere sempre più associazioni all'interno di queste associazioni ci sono altri psicologi dello sport. Speriamo appunto di convogliare un po' tutti perché il nostro motto è sempre uniti si vince, no? Quindi cerchiamo di unirci tutti per uno scopo comune. Volesse far parte della vostra squadra, che sia psicologo, ma che sia anche un genitore, un istruttore, un allenatore che vuole avere qualche spunto, come può contattarvi?
Allora, può contattarci attraverso il nostro Comitato Veneto, ci trovate intanto sul sito della federazione, mm, e poi su tutti i nostri canali social. Quindi chiunque può contattarvi per avere delle indicazioni. Esatto, siamo un po' dislocati sul territorio regionale, per cui ci sono professionisti a Verona, Padova, Bassa Padovana, Venezia, per cui insomma siamo dislocati un po' su tutto il territorio, poi si sa che lo psicologo dello sport si muove. No, Ci, questo è ci importante. muoviamo È importante. per Allora, andare. io ti ringrazio Francesca, poi dopo ovviamente come veicolo anche noi ci mettiamo a disposizione, quindi chiunque volesse può contattare anche la nostra redazione per poi girare quelle che possono essere delle richieste, delle richieste appunto di informazioni di contatto. Io ti ringrazio Francesca Stecchi, psicologa clinica dello sport e presidente del Comitato regionale Veneto della Federazione Italiana Psicologi dello Sport. Ti auguro veramente buon lavoro e che il vostro lavoro possa essere veramente importante e riconosciuto, soprattutto io poi ci tengo in modo particolare nel mondo dello sport giovanile. Poi con questo percorso andremo anche a sviluppare altre tematiche perché insomma è abbastanza riduttivo chiudere tutto in una chiacchierata di un quarto d'ora. C'è un mondo veramente da scoprire e ci fa piacere essere al vostro fianco. E grazie alla vostra rivista un po' alla volta lo scopriremo. Mm. Grazie mille, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata.